della strada questa mattina a Caerano San Marco, una 22enne di Vidora ha perso la vita nello scontro tra la sua auto e un camion che trasportava rifiuti speciali. Il mezzo si è ribaltato sulla vettura. L'incidente stradale in A28 in cui hanno perso la vita le cugine Sara e Jessica, l'imprenditore e i domiciliari ha offerto un risarcimento ai familiari delle vittime e chiesto il patteggiamento. Sono stati convocati nella caserma dei Carabinieri due 14enni protagonisti della rissa ieri a Casale, lavata di capo da parte del comandante dei Carabinieri. La pace sembra fatta. Mascherina al chiuso, il governo ha deciso per la proroga fino al 15 giugno nel trasporto, nei cinema e a teatro. Serve ancora prudenza, conferma il virologo Pregliasco. Ultimo giorno di lavoro prima della pensione per il medico sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, radiato dall'ordine per le sue posizioni sul Covid, tornando indietro dice rifarei tutto. Da questa mattina a Vittorio Veneto si sta simulando un terremoto, 1 a 2 giorni di protezione civile per testare l'efficienza della macchina dei soccorsi. Via libera della Corte Costituzionale al doppio cognome sia di papà che di mamma ai neonati, soddisfazione dei trevigiani che accolgono con favore la novità e qualcuno già aveva preso questa iniziativa. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali l'ennesima tragedia sulla strada. La 18ª vittima dall'inizio dell'anno nella Marca trevigiana. Si tratta di una 22enne di Vidor che ha perso la vita nello scontro tra la sua auto e un camion che trasportava rifiuti speciali. È successo a Caerano San Marco, come ci racconta Francesca Bozza. Un boato, un shock e un fumetto. Mancano pochi minuti alle 11 quando in via Cadore a Caerano San Marco si consuma l'ennesima tragedia della strada. I primi ad accorrere sono alcuni residenti. Scioccante la scena che si presenta ai loro occhi. Nel fossato che costeggia la provinciale, capovolto su un fianco c'è un auto-articolato della società Vidori Servizi Ambientali che trasporta rifiuti speciali. Di lato, parzialmente schiacciata dal rimorchio, una mini bianca. È uscito subito e si è trovata una scena agghiacciante. Proprio, una roba spaventosa. Per Chiara Lando, 22 anni, di Colbertaldo, frazione di Vidor, al volante della Mini, non c'è più nulla da fare. Sul posto arrivano i vigili del fuoco, i sanitari del SUEM che non possono fare altro che constatarne il decesso. Sotto shock il conducente del camion, un 33enne, poi trasportato all'ospedale con qualche lieve lesione. Uscito da solo e si è aperta la porta, è venuto fuori e non c'è pas là e dopo no, non ho fatto niente, è venuto a piedi, si è seduto. Sul posto arriva anche il sindaco di Caerano. Incommentabile, in queste situazioni non si sa cosa dire. Sul luogo anche la Polizia Stradale di Treviso per i rilievi di legge e per ricostruire la dinamica dell'incidente. Da una prima ricostruzione degli agenti, stando anche alle testimonianze di alcuni automobilisti che hanno assistito all'impatto, la Mini, per cause che ora dovranno essere chiarite, avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva il camion. Nonostante il tentativo di frenare, l'impatto è stato inevitabile. La vettura ha colpito il lato destro dell'auto articolato prima che i due mezzi finissero nel fossato. Violento l'impatto, come dimostrano i frammenti volati a diversi metri di distanza. L'incidente ha avuto inevitabili ripercussioni sul traffico lungo la provinciale con lunghe code in entrambe le direzioni. Sul posto hanno lavorato i tecnici della Vidori Servizi Ambientali per mettere in sicurezza alcuni bidoni e recuperare i rifiuti contenuti nel camion. La notizia ben presto è arrivata a Vidor, dove Chiara viveva insieme a papà Luca, mamma Marzia e il fratello Marco. Sotto shock il sindaco Mario Bailo. È una tragedia indescrivibile, tutta la comunità è sconvolta. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia di Chiara e di coloro che l'amministrazione è a disposizione per qualsiasi esigenza. Intanto in via Cadore, di fronte a questa giovane vita spezzata, si ripropone il tema della sicurezza della provinciale. Qua è un morto ogni 50 metri, uno a casa 4 davanti che casa ha, uno appena qua da sola, ogni 50 metri è un morto. 63 anni che sono qua, ne ho visti di tutti i colori. E perché hanno fatto una corsia di sorpasso non si può. Avrebbe messo in sicurezza. Messa in sicurezza, come si fa a mettere in sicurezza una strada così? Dovrebbe forse pensare a un controllo di velocità. Diciamo che penso che come in questo caso non sia dovuto alla velocità, penso che sia dovuto a qualcos'altro.
E ritorniamo anche sulla tragedia della 28 dove morirono le due cugine Sara e Jessica nel gennaio scorso, perché il pirata della strada ha chiesto di patteggiare e ha offerto anche un risarcimento alle figlie di Sara. Non si comprano le persone, vogliamo giustizia, ribattono i familiari. Prima la richiesta di patteggiamento, in subordine quella di giudizio abbreviato, questa la mossa della difesa di Dimitre Traikov, l'imprenditore 61enne di origine bulgara che il 30 gennaio scorso sulla 28 ha tamponato uccidendole per poi darsi alla fuga Sara Rizzotto e Jessica Fragasso. L'istanza di patteggiamento è stata depositata con un'offerta di risarcimento alle figlie minorenni di Sara che si trovavano in auto con la madre e miracolosamente sopravvissute. La difesa di Traikov fa sapere che l'offerta economica, che non viene quantificata pubblicamente, è aggiuntiva rispetto a quello che sarà liquidato alle persone offese dall'assicurazione del veicolo e che non è stata proposta dall'imputato per ottenere sconti sulla pena, ma solo per testimoniare la propria vicinanza a chi porterà per tutta la vita il segno di quell'incidente. Queste quindi le parole degli avvocati Netti, i familiari delle vittime. Immaginavamo che poteva richiedere la riduzione di pena o il patteggiamento, anche se sinceramente il patteggiamento mi sembra un po' ridicolo. Per il risarcimento a parte è una, tra virgolette, una presa un po' in giro, nel senso che i soldi non sostituiscono la Sara e non si possono comprare le persone con i soldi. Nell'ipotesi in cui il pubblico ministero non accetti la proposta di patteggiamento, l'imputato ha chiesto di essere ammesso al giudizio abbreviato, nell'ambito del quale, ha precisato il legale di fiducia, non rinuncerà nel rispetto della decenza giuridica a difendersi da quelle contestazioni che allo Stato non appaiono pienamente provate, e di decenza parla anche il papà di Jessica, Alain. Io spero veramente che la giustizia faccia il suo corso, perché queste cose qua proprio non riesco a accettarle, cioè proprio è una cosa veramente inaccettabile. E torniamo anche sul caso di Ahmed, il quindicenne padovano trovato senza vita nel Brenta. Si indaga per istigazione al suicidio, gesti estremi che sono sempre più frequenti tra i giovani e anche nella Marca. Dobbiamo comunicare di più, avverte Ivan Scremin, presidente dell'associazione Il Filo di Simo, associazione dedicata al figlio scomparso un anno fa. Dico solo che Simone, prima di buttarsi dal terzo piano della scala incendio, aveva mandato un messaggio vocale alla sua psicoterapeuta che andava tutto bene, e aveva mandato un messaggio anche a sua mamma che andava tutto bene e che c'era solo un problemino da intercettare. È difficile quindi, anzi non bisognerebbe neanche fare un parametro, perché come dicevo prima ogni storia ha un racconto e ogni racconto è diverso. Ogni storia è a sé, specifica papà Ivan, e ogni vicenda va affrontata con la massima cautela, compresa quella del giovane Ahmed, il quindicenne trovato morto nel Brenta, Padova, per cui la procura sta procedendo per istigazione al suicidio. Una delle piste seguite è quella del cyberbullismo. In questo caso il cyberbullismo esiste soprattutto in situazioni particolari, e non si esclude che comunque, a prescindere, il cyberbullismo porti a una pressione tale che una persona decida anche di fare un gesto. Gesti che vanno ovviamente prevenuti intercettando il disagio e studiando soluzioni personalizzate. Per questo, da quando suo figlio Simone non c'è più, da quel maledetto 18 febbraio 2021, Ivan ha fondato Il Filo di Simo, associazione che sta già aiutando 40 persone, in particolare giovani. Abbiamo creato all'interno dell'associazione un'area di psicoterapeuti, oggi sono in 16, che si occupano di accogliere, ascoltare e di portare le persone che hanno bisogno in un percorso di psicoterapia per uscire da questa gigantesca bolla che si sta formando e che sta coinvolgendo soprattutto una fascia importante di adolescenti, ma anche non solo adolescenti. Un incontro sulla comunicazione in famiglia è in programma domani sera alle 20:45 nella Barchessa di Villa Giovannina a Villorba. La famiglia in tutto ciò è l'anello debole. Noi abbiamo cercato di portare la nostra esperienza di famiglia e crediamo che bisogna lavorare e formare ed aiutare le famiglie.
A proposito di giovani, pace fatta tra i due quattordicenni che nel pomeriggio di ieri si sono affrontati in via dei Santi a Casale sul Sile, nell'area del Luna Park della Sagra che è in corso in questi giorni, episodio che vi abbiamo raccontato nel TG di ieri sera. I giovani nella mattinata di oggi sono comparsi di fronte al comandante della stazione di Casale, il luogotenente Salvatore Vena, accompagnati dai rispettivi genitori. Qui è scattata la lavata di capo, evitate al momento querele di parte. I due, che non vanno d'accordo da tempo, si erano dati appuntamento per un chiarimento. A loro volta avevano chiamato degli amici componenti dei rispettivi gruppi. Le botte tra i due non sono passate inosservate, tempestivo l'arrivo di polizia locale e carabinieri, nonostante il fuggi generale. Uno dei due protagonisti, ferito leggermente a uno zigomo, è stato subito individuato. Da lì si è ricostruito l'intero quadro e oggi quindi la pace. Adesso la politica, cambiamo decisamente argomento, andiamo a Cappella Maggiore, dove per noi c'è il nostro Lucio Zanato, a Cappella Maggiore, dove si trova il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Ma Lucio, com'è la situazione? Lo hai tra l'altro appena sentito, a te la linea. Buonasera Cristian, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Sì, sono all'esterno dell'area Primo Maggio, dove il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sta presentando il suo libro L'Italia che vogliamo. Un'Italia dove bisogna investire soprattutto sui giovani, sull'innovazione tecnologica, è quello che ci ha detto ai microfoni poco prima di entrare, è entrato qualche minuto fa. Un'Italia che deve vedere, che sta vedendo il suo ruolo di seconda potenza europea a livello manifatturiero, e che per questo deve puntare sui giovani che già nel 2030 faranno per il 40% un lavoro diverso di quello che stanno facendo adesso, e che nel 2050 addirittura arriveremo all'80-90% di nuove occupazioni. Quindi importante la scuola, importante l'innovazione, l'importante lo studio, l'importante è anche investire, come sta investendo la regione Emilia-Romagna, in nuove tecnologie e quindi anche nel digitale. Altro punto che ha toccato sull'Italia che vogliamo è quella della sanità, una sanità che deve rimanere pubblica, e il presidente Bonaccini ha detto che questo è stato dimostrato durante il periodo del Covid, che peraltro non è ancora terminato. Un periodo che ha visto in prima linea soprattutto le regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, e quindi a questo punto gioco forza è scattata anche l'altra domanda, ovvero qual è l'autonomia che noi vogliamo? Sentiamo cosa ci ha detto. Proprio questa mattina abbiamo fatto un consiglio regionale dedicato all'autonomia, e l'abbiamo fatto perché dopo quasi 5 anni in cui stiamo discutendo, ma non è stato concesso un briciolo di autonomia da nessuno dei 4 governi con cui abbiamo discusso, compresi quelli di cui la Lega fa parte, questo ma anche quello giallo-verde, con Salvini addirittura vice premier, è evidente che bisogna cambiare un po' di cose. Io apprezzo che ciò che proponevamo noi, non parlare di residui fiscali, e infatti oggi non ne parla più nessuno, evitare di dar l'idea ad alcune regioni, soprattutto nel sud, che vogliamo noi regioni del nord più soldi per noi, mentre ad esempio l'Emilia-Romagna ha sempre detto non un euro in più di quello che già ci arriva, anzi ci dessero anche un euro in meno. Per noi la differenza la farà se una parte delle risorse le possiamo gestire noi. Adesso la ministra Gelmini ha proposto, invece che le singole intese, una legge quadro in Parlamento per coinvolgere il Parlamento, per evitare che si areni ancora una volta questo processo. Insieme a Luca Zaia, ad esempio, a Venezia, poche settimane fa abbiamo detto insieme che siamo d'accordo. Ho visto che anche la Lombardia, che all'inizio tentennava, si è detta disponibile a ragionare anche di una legge quadro. Io spero che possa andare avanti quel processo, perché non vogliamo togliere nulla a nessuno, ma anzi responsabilizzare di più chi governa le regioni rispetto ai propri cittadini, e essere messi nelle condizioni di dimostrare quanto valiamo o se non valiamo. Ecco dunque quello che ha detto il presidente Bonaccini sull'autonomia, però non è stata l'unica domanda, visto che si trova in una regione leghista. Gli abbiamo chiesto se si riesce a discutere meglio con il presidente del Veneto Luca Zaia oppure con il segretario della Lega Matteo Salvini. Sentiamo cosa ci ha detto e poi linea allo studio.
Io peraltro quando Matteo Salvini era vice premier ho avuto a che fare perché, come lei sa, io ho fatto il presidente della conferenza regioni per quasi 6 anni e gli ultimi 2 anni non voglio dimenticarmi che sono stato lasciato in quel ruolo pur con 14 regioni su 20 a guida centrodestra. Immagino ci sia anche un riconoscimento dell'equilibrio che ho sempre avuto guardando mai le differenze geografiche e politiche, ma devo anche riconoscere che sono stati con me molto leali. Con Luca Zaia ho lavorato molto bene. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo 2 regioni con alcune diversità ma anche con tante cose particolari. Ad esempio, io ho creduto fosse giusto un mese fa che insieme facessimo quell'accordo per oltre $500 miliardi di investimenti che andranno a beneficio dei veneti e dei emiliano-romagnoli per i progetti che insieme abbiamo presentato ad esempio sul PNRR. Poi certo, militiamo in 2 squadre diverse quando ci mettiamo la giacca non di Presidente della Regione ma di esponenti di partito. Così dunque il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a Cappella Maggiore. A proposito di sanità, temi amministrativi, provvedimenti attesi, ci sono le decisioni del Governo in materia di mascherine al chiuso che rimarranno obbligatorie fino al 15 giugno nel trasporto pubblico locale a lunga percorrenza, nei cinema e a teatro. Così ha deciso l'esecutivo. Serve ancora prudenza, dice il virologo Pregliasco. Dobbiamo convivere con questo virus, però io credo che in questo momento sia opportuno fare una scelta, poi magari criticabile da chi è stufo dicendo ma nella Francia hanno già tolto, l'Inghilterra ormai se ne sono dimenticati, però ogni nazione ha un suo andamento epidemiologico e ritengo che l'approccio di prudenza vada mantenuto in una progressività. Promuove la linea del governo sul mantenimento delle mascherine al chiuso il virologo Fabrizio Pregliasco. L'esecutivo nel pomeriggio ha sciolto infatti le riserve. Lo stesso ministro alla salute Speranza ha evidenziato che i dispositivi rimarranno obbligatori fino al 15 giugno nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, per gli spettacoli nei cinema, nei teatri e per tutti gli eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso. In tutti gli altri luoghi di lavoro, esclusi quelli di ambito sanitario e gli ospedali, senza distinzione tra pubblico e privato, la mascherina sarà solo fortemente raccomandata. Siamo ancora dentro la pandemia, le parole di Speranza, sullo sfondo la curva epidemica. Il virus rimane e rimarrà con noi con andamenti ciclici che anche qui ho definito in diverse occasioni come le onde di un sasso in uno stagno. Quindi quest'inverno, il prossimo inverno, salvo che non emerga una nuova variante, noi con questo virus dovremo ancora avere a che fare. Dal 1 maggio cade quasi ovunque l'obbligo di Green Pass, ma sembra di capire un altro conto sono le mascherine. A mio avviso le mascherine nel prossimo futuro dovranno diventare un accessorio moda, e questo sono stato attaccato per questo, ma credo che sarà questo il destino, cioè come gli occhiali da sole, quando serve, se serve. Partita parallela, quella della campagna vaccinale, 4ª dose in particolare. Io dico che adesso, e qui il messaggio proprio di oggi ai telespettatori, alle persone ultra ottantenni, alle persone dai 60 anni in poi con delle comorbilità importanti, fate la 4ª dose, perché è necessaria per voi, ecco, in questo senso, perché l'efficacia maggiore del vaccino è a 4-5 mesi dall'esecuzione dell'ultima dose. E oggi è stato l'ultimo giorno di lavoro per Riccardo Szumski, il sindaco medico di Santa Lucia di Piave, finito più volte nella bufera per le sue posizioni proprio sul Covid. Ho agito sempre secondo coscienza, ringrazio tutti, dice ai microfoni di Lucio Zanato, in tanti lo hanno voluto salutare. Gli ultimi pazienti, sì, dopo 41 anni e 2 mesi, ultimi pazienti. Senta, cosa si prova a essere l'ultimo giorno? Beh, non me ne sono accorto perché c'è stata un'affluenza incredibile, ci ho fatto 6, 7, 8 ore, tutti venivano a salutarmi e a fare rifornimento. C'è un po', insomma, domani me ne renderò conto che non andrò più alle 7:30 in studio, questo sarà dura, rimettermi. Ha salutato i suoi pazienti e concittadini Riccardo Szumski, il medico sindaco di Santa Lucia di Piave, finito più volte nella bufera per le sue posizioni sul Covid. Anche per lui è arrivato il momento della pensione con il compimento del 70° anno di età. Chi lo conosce da una vita non ha dubbi. Che rimanga, santo cielo, anche perché aveva dato la sua disponibilità e non l'hanno accettata. Si vede che purtroppo
A chi decide non va bene che ci sia un medico che lavora come lui. Farei fare una proroga, vedendo tutta la gente che si presenta, perché basta passare qua quando quelle cose, le 20 persone che aspetta fuori. Ha fatto il suo dovere, è stato bravissimo e spero che insomma anche i futuri medici prendano un po' da esempio il nostro medico. Se non era per lui, non era qua che fai l'intervista. Tanti gli attestati di stima arrivati anche da fuori regione, comprese alcune poesie. Dal canto suo Chomsky ringrazia i suoi pazienti e non rinnega nulla, anzi. Sì, ma tra le cose, diciamo, rimpianti o rimorsi, tutta la storia del Covid l'avrebbe trattata in maniera diversa. No, anche perché i fatti mi danno ragione. Io ho cercato sempre di fare in positivo, di curare la gente e di dire quello che pensavo, come è sempre stata la mia vita. Cioè, se bisognava stare zitti e dire altre cose non fa parte del mio carattere, ma non è neanche deontologico. Mi piace fare il medico. Poi a 70 anni, come mi ha detto un vecchio collega anni fa, tu raggiungi il massimo della conoscenza e ti mandano a casa. Dalle ore 13 i vigili del fuoco stanno operando in via Rocate Ferrari a Valdobbiadene per l'incendio di un impianto fotovoltaico posto sul tetto in legno dell'azienda vitivinicola Canevel. I pompieri arrivati da Montebelluna, Treviso, Vittorio Veneto e con i volontari di Asolo e del Basso Feltrino con 2 autopompe, 3 autobotti, un'autoscala, il carro aria e 20 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento. L'incendio è stato ora circoscritto e sono in corso le operazioni di bonifica e controllo degli ultimi focolai. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Andiamo poco distante a Vittorio Veneto, dove oggi è stata una giornata di mobilitazione perché si è simulato un terremoto. È arrivato il terremoto, oggi alle 11 ci è stato comunicato, quindi è scattato tutto il meccanismo già predisposto col piano di sicurezza. Niente paura, è un'esercitazione, ma da questa mattina e fino a domani sera Vittorio Veneto è sotto esame di protezione civile. In movimento i volontari del territorio e non solo. Siamo sul centinaio, più di 100 persone dell'amministrazione comunale. Siamo sotto gli occhi, sotto il controllo delle strutture sovradimensionate, infatti abbiamo qui oggi anche l'assessore Botacin che con occhio attento segue un pochettino cercando di coglierci in fallo. Assessore regionale attentissimo ad ogni particolare, partendo dall'attività del centro di coordinamento con carta del territorio dove vengono simulati crolli e relativo soccorso persone. Con le esercitazioni si fa prevenzione, si cerca di capire e di far capire ai cittadini come deve funzionare la macchina in modo che non ci siano ritardi nel momento in cui dovesse accadere qualcosa nell'erogazione dei soccorsi. Tante le specialità sotto esame per i volontari che guardano con entusiasmo il ritorno alle esercitazioni dopo 2 anni di Covid. Lei da quanto tempo è che fa il volontario di protezione civile? Ho perso il conto dal 1980. Tra i primi volontari, porto il numero di matricola 3. Perché ha deciso di fare sta cosa? Rientra nel carattere voler aiutare le persone, in particolar modo quando avvengono calamità naturali. Veterani ma soprattutto giovani leve come Matteo Campodall'Orto, 21 anni. Un giovane dovrebbe mettersi al servizio della protezione civile o di qualsiasi altro ente di volontariato per occupare il suo tempo libero a favore della comunità. Un esame ma anche un modo per ritrovarsi e per ricordare gli eventi affrontati a partire da Vaia. È significato che praticamente tutte le persone facendo sistema di unità ci si dà una mano uno con l'altro in caso di necessità e in caso di difficoltà. Se non ci fosse stato questo esercito, dove saremmo andati? Il 12 marzo del 2019 il Presidente della Repubblica Mattarella è venuto in Veneto e ha dichiarato pubblicamente che il Veneto ha dato una lezione di protezione civile all'Italia. Questo lo dobbiamo ai Veneti e allo spirito di solidarietà innato che hanno i Veneti. Pubblicità, a fra poco. Di nuovo in studio per andare a Treviso, città che perde uno dei suoi simboli. Era una delle più anziane partigiane ancora in vita. Treviso dice addio a Tina Dallarmi Murgia, morta a 93 anni il 26 aprile, il giorno dopo la festa della liberazione a cui lei stessa aveva partecipato come giovane staffetta nelle file della Resistenza. Una vita di impegno civile, quella di Tina Dallarmi, amica di un'altra partigiana, la castellana Tina Anselmi. Uno degli aneddoti che ricordava portando la testimonianza di quei drammatici mesi di lotta all'occupazione nazifascista era quello del salvataggio del fratello Luigi, combattente sul Cansiglio,
figlio, nascosto dietro un armadio per evitare che venisse catturato. A guerra finita era stata decorata dal Presidente della Repubblica e sempre negli anni aveva portato avanti i principi della libertà e della democrazia da difendere, diceva, in ogni epoca, così come i diritti delle donne. Nata nel 1928 a Tai di Cadore, era vedova dell'ex ufficiale dell'aeronautica, avvocato e poeta Giacomo Murgia, e mamma di Francesco, anche lui avvocato, e di Alessandra e Marta. I funerali saranno celebrati lunedì 2 maggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sant'Agnese. Il generale di brigata Giuseppe Spina, comandante della Legione Carabinieri Veneto, in visita questa mattina al comando provinciale Carabinieri di Treviso, dove è stato ricevuto dal comandante provinciale colonnello Gianfilippo Magro. Il generale ha espresso apprezzamento per l'impegno profuso quotidianamente da tutti i militari. La visita del generale Spina si è conclusa nel centro storico, nella loggia del Palazzo di Trecento, con l'incontro con il sindaco di Treviso Conte, il presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Iannicelli e l'assessore alla Cultura Lavinia Colonna Preti. Fa discutere il via libera della Corte Costituzionale al doppio cognome ai neonati. Siamo andati a sentire qual è la posizione dei trevigiani. Io la vedo come una cosa decisamente progressista. Trovo anche giusto che sia una scelta, perché si può scegliere se metterli tutti e due, in che ordine, o se mettere solo quello della madre o del padre. Nel mio caso specifico ho parlato ieri col mio ragazzo, lui mi ha detto: a meno che tu non lo ritenga molto importante, possiamo dare solo il mio. Io ho fatto una questione di assonanza, il mio cognome non mi piace, quindi daremo solo il suo, però devo dire la verità che sono molto contenta di questa cosa. La vedo una cosa corretta, giusta. Sono figli di mamma e papà. È una scelta sì per la mamma, perché no? Anche se io vorrei che mantenesse il cognome del papà. Sì, per me è una grande novità questa, quindi sì, sarei per metterli entrambi. Già fatto, la mia bimba ha entrambi i cognomi. Mi sembra una cosa abbastanza in linea con i tempi, quantomeno, diciamo così. Bene, per me va bene, benissimo, perché i bambini sono fatti in due. Però io, se avessi un figlio, anzi sono incinta, metterei il cognome del padre. Per chi ha piacere è un'opportunità che viene data a ogni cittadino, una libera scelta, quindi concordo. No, io accolgo positivamente questa possibilità, perché no? La vedo come una cosa giusta. Penso che sia giusto anche per un discorso di parità dei sessi. E ho deciso comunque di non mettere il mio cognome a mio figlio, per lasciare solo quello del padre, perché tanto va bene lo stesso, insomma. Però è una bella cosa, per chi vuole questa opportunità è una bella cosa. Non trovo male, non trovo sbagliato, anche perché la fatica più grande la facciamo noi, perciò penso che ne abbiamo anche il diritto che il nostro figlio porti anche il nostro cognome. Andiamo adesso a Treville di Castelfranco per raccontarvi una bella storia di fair play. Poteva essere decisivo, visto che dopo siamo andati addirittura in svantaggio e siamo riusciti a vincere la partita nel finale. Però hanno messo davanti prima certi valori che il risultato. Davide Pinton, responsabile del settore giovanile del Treville Sant'Andrea e allenatore dell'Under 15, è orgoglioso dei suoi ragazzi, protagonisti domenica di un grande gesto di fair play sul campo del San Gaetano. L'arbitro, intorno al 12° minuto del secondo tempo, fischia un rigore per la squadra ospite del Treville. Da parte dei giocatori e dei tifosi di casa qualche timida rimostranza, ma è la squadra che dovrebbe calciare il penalty a chiedere al direttore di gara di rivedere la propria decisione. Il nostro capitano è andato a dire all'arbitro che guarda che è scivolato nel pallone, ha messo il piede sopra e quindi però l'arbitro ormai aveva dato il calcio di rigore. Anche sulla panchina del Treville ci si confronta. E abbiamo chiamato il capitano, noi gli abbiamo espresso il nostro pensiero e dopo la decisione finale l'hanno presa comunque i ragazzi. E sono proprio i giocatori a decidere da farsi. Di tirarlo fuori, sbagliarlo praticamente, rimanendo il risultato di 1-1. Un gesto che non ha sorpreso i dirigenti del Treville e che ha raccolto l'applauso dei tifosi del San Gaetano. C'è stato un applauso fantastico e siamo tutti meravigliati e abbiamo avuto anche i complimenti da parte degli avversari. Alla fine la squadra ospita a portare a casa la vittoria, recuperando il momentaneo svantaggio e chiudendo l'incontro 2-3. Ma in realtà quello che resterà impresso non sarà il risultato, quanto la decisione dei giovanissimi giocatori di sbagliare quel rigore ritenuto ingiusto, perché, spiegano i dirigenti, il calcio non è solo sport ma anche scuola di vita. Noi li educhiamo
nel comportamento, oltre nel gioco del calcio. Cerchiamo sempre di insegnare le buone regole, il rispetto per gli avversari, per tutti, e diciamo che questa cosa non è né un punto di partenza né un punto di arrivo, ma deve essere uno stimolo per continuare a fare queste cose. Al 90° gli applausi di tutti sono per i giocatori del Treville, non solo per quella vittoria conquistata, ma soprattutto per la lezione data. Adesso andiamo a Belluno. In primo piano i temi della sicurezza privata, un mondo di cui fanno parte aziende con migliaia e migliaia di dipendenti in tutta Italia, che coinvolge circa 200 lavoratori nel solo bellunese. I disaccordi in tema di rinnovo contrattuale hanno portato CGIL, CISL e UIL a indire uno sciopero. Sarà sciopero il prossimo 2 maggio per i lavoratori impiegati nella vigilanza privata e nei servizi di sicurezza. Persone che trasportano valori nei mezzi blindati, che garantiscono gli accessi di luoghi come tribunali, ospedali, fabbriche e supermercati, e i cui stipendi, in certi casi, non arrivano, pur se occupati a tempo pieno, a nemmeno 800 euro al mese. Le paghe, dicevamo prima, sono molto basse, i servizi che vengono richiesti sono sempre più elevati e numerosi, e c'è un utilizzo in maniera massiva dello straordinario. Quindi per arrivare a una paga dignitosa, decorosa, paragonabile ad esempio a quella del settore del commercio, la Guardia Giurata non può fare 8 ore al giorno, deve fare 12, 14 con turnazioni che sono massacranti. Una situazione paradossale causata da un contratto fermo da oltre 6 anni e mezzo, senza mai nessun adeguamento salariale a fare da contrappeso ai continui aumenti dei costi della vita quotidiana. Il minimo dell'aumento contrattuale deve essere, la richiesta fatta era di 120-150 euro, che è stata comunque mandata a stendere con una proposta che alle ultime trattative era ferma agli 80 euro di rinnovo, però tra l'altro rinnovi spalmati su 4 anni, il che vuol dire che mi porto a casa 20 euro all'anno. L'obiettivo di CGIL, CISL e UIL è quindi distante dalla controfferta delle organizzazioni datoriali. Il punto di incontro sembra essere oggettivamente lontano. Elezioni amministrative, andiamo a Cortina, dove è il candidato Gianluca Lorenzi ad aprire le danze in vista dell'Election Day del 12 giugno. Oggi la sua presentazione ufficiale e della lista che lo sostiene. Vivere Cortina. 53 anni, ex albergatore, oggi libero professionista, Gianluca Lorenzi scende ufficialmente in campo e si candida a sindaco di Cortina d'Ampezzo. La notizia, per la verità, era nell'aria da tempo e le sue dimissioni dalla SEAM avevano più o meno palesato non solo le sue intenzioni, ma pure la frattura insanabile con il primo cittadino, Gianpietro Ghedina, che lui stesso aveva sostenuto, ma col quale il rapporto si è via via logorato. Un po' disconosciuto quello che era stato il leitmotiv che ci aveva visto insieme, cioè il fatto di condividere col Paese ed essere presenti sul territorio quelle che erano le problematiche. Lui si è completamente allontanato da questo tema. E i fatti hanno portato a una rottura definitiva. Vivere Cortina è il nome della lista di Gianluca Lorenzi, contrassegnata dai colori della bandiera ladina, dallo storico campanile che svetta all'ombra delle 5 torri, un programma che guarda al territorio e ai suoi cittadini. Al di là del fatto delle questioni olimpiche, riteniamo che il Paese abbia diritto di avere una maggiore sensibilità su quello che è il quotidiano, e quindi essere presenti su quello che sono le esigenze del cittadino e non farsi distrarre solo dal punto di vista olimpico, che sì è fondamentale, ma però non dobbiamo mai dimenticarci che Cortina è abitata dai suoi residenti e i suoi residenti devono avere le attenzioni che meritano. Fondamentale guardare al quotidiano, spiega Lorenzi, pur se l'evento del 2026 sarà importantissimo. C'è anche da capire che qualcuno potrebbe vedere questo evento olimpico come un qualcosa che vada a sconvolgere certi equilibri. Noi siamo a garanzia che questi equilibri non vengano sconvolti, abbiamo la sensibilità perché queste cose non accadano. Vivere Cortina sarà una lista composta da persone che arrivano dalla società civile e politica in maniera trasversale, una civica di responsabilità, afferma Lorenzi. Quando andiamo a governare abbiamo una responsabilità, non è il nostro il Paese, è il Paese di tutti, quindi di conseguenza dobbiamo essere più attenti a quelle che sono anche le esigenze. Non possiamo pensare che quando uno è amministratore sa tutto, non sa nel momento in cui si confronta con i suoi cittadini, nel momento in cui si isola, come è successo, rischia di non sapere e non essere puntuali su quelle che sono le esigenze che oggi i cittadini ci chiedono.
Tra un mese esatto il Giro d'Italia partirà con la sua 20ª tappa da Belluno, ma il Giro è già arrivato in città grazie a chi nel 2011 proprio dal capoluogo partì e vinse la corsa rosa. Michele Scarponi, vittima di un incidente stradale nel 2017. Ieri sera in Sala Bianchi è intervenuto il fratello di Michele, Marco Scarponi, promotore dell'omonima fondazione che con la sua attività vuole sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale. Con Marco Scarponi sono intervenuti l'ex CT della nazionale Davide Cassani e l'ex compagno di squadra Davide Malacarne. A fare gli onori di casa l'assessore allo sport Marco Bogo. L'obiettivo, ha detto, è diffondere attraverso il ciclismo il messaggio della sicurezza e quello della scalata al successo che richiede impegno e sacrificio. Così ieri sera a Belluno. E questa sera alle 21:15 su Antenna 3 torna l'appuntamento con la Zanzega, un nuovo viaggio per Ivo Gallo e Lele Marcassa nel cuore delle colline UNESCO, Refrontolo, Follina, Cisone e Revine, immersione tra i borghi più belli d'Italia, visioni fatte di acqua e di paesaggio, sapori e saperi incredibili. Non perdete quindi questa penultima puntata della Zanzega con Lele Marcassa e Ivo Gallo. Non ho particolari aggiornamenti da darvi, da Belluno e Treviso è quindi tutto anche per questa edizione. Ci sono le previsioni del tempo, buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al Meteo. Alta pressione ben salda sull'Italia, anche sul nostro territorio, dunque garantirà tempo stabile. Vediamo il dettaglio di venerdì 29 aprile. Sul Veneto inizio subito con il dirvi che non si verificheranno precipitazioni degne di nota, dunque sarà asciutto e anche piuttosto soleggiato, come vediamo. Il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi, salvo per isolati addensamenti. Temperature gradevoli, il clima risulterà molto mite, minime tra 8 e 11 gradi, massime tra i 18 e i 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole e cielo limpido, al pomeriggio qualche nube sparsa ma del tutto innocua. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, massime comprese invece tra i 20 e i 21 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione, sempre bel tempo con qualche annuvolamento ma insomma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 9-10 gradi, massime sui 22-23 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.